Buonasera a tutti, BCTV, ite novara de oie, 13 del mese Santugaini 2020. Kimbe. Bene, siamo entrati in questo mese nuovo e piano piano che lo siamo mannicanne. Andiamo da innanzi. Bene, dimmi voi come ti si presenta poi a die, in bici, si presenta da voi, che lo libero, tutto libero, non sa, si batte scampianne per una novella da essa adesso è scuccuroso, ecco qua un'altra fotografia, adesso hai dato sempre in mezzo, allineata perfettamente chi sa fa la eolica, chi bestino, in soprattutto in questo punto dei nove. Bene, vediamo di tornare su Saravallo de oie. Sole preno vina a sauna, a mezzodì e mezzo, poi cominciate a coccolare da essa al battere in poi coccolate su tutto, però abba. Non si nida, te pare che non si nida manco un po' tua chicca. 21 gradi temperatura massima, da che grado temperatura minima. E dimos crasa, amo che lo mese coccolato po' tutto sa die, 23 gradi al massimo, 6 gradi sa minima. Bene. Andiamo a vedere sa nova chi bisogno, ecco, toccamento, Rosario de Prata, perdito, dai una piscinetta, in sa Prata sono del suo miracolo. Può tornare, telefonare, 3 battelotto, 78, 150, 80 battelo, praticamente a BCTV, la foto este indicativa, cioè non è scosto di Rosario, che se tu perdito non hai una fotografia e quindi non me la puoi mannare. Bene, entriamo in merito di un evento che bello Capacco, cioè le Cortes Abertas in Luvola. Ecco qua il manifesto principale, autunno in Barbagia, gioielli da tramandare, tesori da custodire, heritage to pass on. E vabbè, in sardo però non veste scritto. A 6 settembre, no, queste sono autunno in Barbagia in generale, in Luvola 4, dal 4 al sabato Batolo e domenica Kimbe. E dimos il programma, ecco qua, allora laboratorio e mostre, video Senato GT, Comune di Lula, sala consigliare, via dei Mille, però non vedo un solo orario. Allora, mostra Forestes, mostra naturalistica Salone Moreddu, piazza Loreto, Comune di Lula, mostra costumi tradizionali, laboratorio di Cuccitto, Porco Graziella, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e poi dalle 15 alle 16, Salone Mannia, via Marx. Mostra fotografica, volti di paese, Salone Mannia, via Marx. Laboratorio pelletteria Spano Antonello, sabato dalle 15 alle 19, domenica dalle 19 a mezzodì, via Falqui. Mostra fotografica itinerante Sol Battileddoso, presso Corte del Sol Battileddoso e al piano primo Comune Vecchio, via Falqui. Porco Ruffina, CEAS, visita multimediale con strumenti realtà innovativa in collaborazione col gruppo speleologico di Nuoro. Lo Scarchinaglio, mostra sulla lavorazione e produzione della calce. Escursione a Conca e Crappas sul Montalbo, massimo 25 persone. Sabato mattina solo su prenotazione e in piazza, riparte da piazza Costituzione. Poi Galu. Laboratorio e mostre, Sanna Pasqualina, Corte de Saldamasa, Maccarrone del Ritu, laboratorio lavorazione pasta tradizionale, sabato dalle ore 9 alle ore 11 e poi dalle ore 15 alle ore 17, via Lenin, via Garibaldi. De Montesangelo, laboratorio, lavorazione legno, sabato 4 e domenica 5 dalle ore 9 alle ore 11, dalle ore 15 alle ore 17, via Eleonora. Paolo Chessa, laboratorio, l'arte del formaggio, sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 11, dalle 15 alle 17, presso Sadomo
de Cucureddu, via de Fenu, Mureddu Cinzia, sa corte de Manneddu Loi, Cossulas, Casatinas, Paneddas, Kingherda, Mirto Artigianale, Laboratorio Casatinas, domenica dalle ore 9 alle ore 11, dalle ore 15 alle ore 17, via Gramsci 69, Maclula, Museo d'Arte Contemporanea, piazza Rosa Luxemburg numero 1. Poi Galu, allora abbiamo poi eventi musicali a cura del gruppo Folk Lula, musica tradizionale e balli itineranti lungo il percorso di Cortes. Sabato sera alle ore 19.30 concerti del gruppo Motus, piazza Loreto. Domenica sera alle ore 19.30 concerto del gruppo di Liriana, piazza Loreto. Bene, tutta questa bella scorrera, dove dormire, Acqua Dorada Boutique Hotel, via Berlinguer, poi affittacamere, già presente delle sue istanze, corso Gramsci numero 47. Accommodation, bisogna accomodare. Va bene, musical events, la Corte Nova, via Marx, Bedenbref, Affittacamere. Ah, ecco, accommodation Gallo, dove dormire, Gallo Bed and Breakfast, la Corte Nova, via Marx numero 10, poi da Luisa, via Battisti numero 40. Bene, questo me l'aveva dimenticato. Benissimo, andiamo da innanzi, attero ittebamus, mi pare che non appena usate la nuova da dare di questo tipo, e andiamo a sol giornale. Del precipio, vabbè, abbiamo una nuova da dare solo poi il titolo informativo, municipio smart con l'aiuto dell'IA, l'anno 6, l'intelligenza artificiale al servizio dei servizi del cittadino, via libera in municipio all'anno 6 all'utilizzo sperimentale di strumenti di intelligenza artificiale. Gli obiettivi sono quelli di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, garantendo comunque sicurezza, protezione dei dati sensibili e responsabilità. Gli uffici stanno già verificando quali sono i sistemi più idonei e potrebbero entrare a regime entro il mese di ottobre. Per l'utenza non cambierà niente, infatti sono strumenti che non verranno utilizzati per l'interazione diretta con l'utenza o con il pubblico e quindi vabbè, ma esclusivamente come supporto interno al personale. L'assessore alla transizione digitale Renato Pilia è ottimista. Siamo sempre stati all'avanguardia nell'intercettare le potenzialità delle nuove tecnologie, dalla carta d'identità digitale all'app, il sistema di messaggistica, e ci sembra utile strutturare anche le potenzialità dell'intelligenza, sfruttare, scusate, anche le possibilità dell'intelligenza artificiale. Va bene. Seria che tipo interrelazioni che sul pubblico, invece no. Allora, colonia penale, giornate, obbligatoria la prenotazione. Giornate FAI, porte aperte alla colonia penale del Mamone, FAI, federazione, camminatori, insomma, ecco. Allora, il FAI per le giornate di autunno apre ai visitatori le porte della colonia penale di Mamone. L'11 e il 12 ottobre verrà offerta al pubblico la possibilità di visitare una parte della casa di reclusione, uno dei pochissimi esempi di colonie penali all'aperto ormai rimaste e ancora in attività. I motivi che ci hanno indotto a fare questa scelta, spiega Carla Pacchiano, responsabile del FAI nuorese, sono diversi. Da una parte l'interesse per l'ambiente naturalistico su cui insiste la struttura molto suggestivo e variegato, che mostra diversi paesaggi con caratteristiche differenti legate alla varietà di altitudini su cui si estendono i suoi 2700 ettari. Le visite alla colonia penale di Mamone saranno possibili solo
ed esclusivamente su prenotazione da effettuarsi sul sito. Fai prenotazioni, attivo fin da questo pomeriggio, quindi chiacchiere canale, riprenotati. Tradizioni, ricco weekend nel Nuorese. Autunno in Malvagia si fa in 3 cortes, a Lula Meana e Orotelli. E quindi le cronache lo descrivono come il paese dell'Einstein telescopio, ma il futuro da Odissea nello spazio non intacca le ancestrali tradizioni cui Lula rimane abbarbicata tenacemente. Saranno messe in mostra Autunno in Barbagia, che questo fine settimana toccherà anche Salule, Ortelli. La comunità lulese metterà in mostra i suoi tesori, artigianato, collaborazione del cuoio, del legno, buon cibo e con le dimostrazioni della lavorazione della pasta fatta a mano e del formaggio. I vini, tra i quali primeggia il Moscato di Lula, il nettare ambrato ottenuto da antichi vitigni ancora coltivati. Mostre fotografiche su ambiente, abiti tradizionali, sul battileggio, l'antica maschera popolare. Bisemus, forza Luvola. Allora, il circuito degli eventi di Autunno in Barbagia, la fa tappa Lula, eccetera, eccetera. Questo è la Nuova Sardegna, l'Unione Sarda. Nuova Sardegna, sì che sul dibattito, a su quale ho partecipato pure io, che in un articolo, come un articolo di Pierfranco De Vias, non accostiamo libertà a carnevalate, la valorizzazione delle culture passa per il riconoscimento della loro dignità. Complimenti, perfettamente d'accordo, ho letto con interesse l'articolo di Luciano Pilas, il clamoroso errore di una vecchia cartolina comparso nella Nuova qualche giorno fa. Devo dire che su diverse cose è certamente condivisibile, soprattutto nella stigmatizzazione di una sardità folclorizzata che raggiunge poi le sue peggiori versioni quando viene per giunta ricondotta a finalità commerciali. Si assiste spesso ad imbarazzanti carnevali in spiaggia, ma sarebbe più opportuno chiamarle carnevalate o a fare di borghi in una terra che ha nella bidda, come giustamente ricorda Pilas, l'insediamento che originava da villa medievale e che rappresenta non solo il banale insediamento umano, ma un patrimonio culturale, antropologico, sociale ed anche economico che contribuisce alla composizione della nostra identità. Condivido meno invece l'accostamento di certe derive pacchiane ai messaggi politici come quelli che si richiamano al nostro diritto all'autodeterminazione. Anzi, devo dire che nella mia esperienza politica ultradecennale, proprio all'interno dell'indipendentismo, mi è capitato molto raramente di assistere a banalizzazione, ridicolaggine e mercificazione della sardità. Ciò che non capisco è cosa c'entra il Sardigna Est Italia con il manifesto malinteso senso di cultura sarda o con le esternazioni carnevalesche. Che la Sardegna non sia Italia ce lo dice non solo la geografia, la storia, la linguistica, l'antropologia, la sociologia, ma persino, sebbene in maniera incompleta e contraddittoria, la Costituzione italiana che riconosce questa diversità e si propone di tutelarla. Ma vabbè. Allora, in che battono tra su questa limba l'autonomia tradita dalla politica. Non siamo stati capaci di difendere la lingua sarda, vera espressione di identità. Questo è vero, l'indagine promossa dalla Fondazione Banco di Sardegna sullo stato delle cose nell'isola 2025 ha stimolato, grazie alla penna di Luciano Pilar, diversi interventi sulla questione dell'identità dei sardi. La mia impressione è che l'identità evocata da tanti corregionali sia povera di densità e molti di questi si accalorano su questo argomento come se provassero più di altri un senso di colpa per l'identità perduta. Per dirla con Marcello Foisi, ribadire un'appartenenza si ha la sensazione di non appartenere a niente.
ma infatti se non appartenete a niente. Infatti la sardità ostentata come manichini viventi, occasionalmente con berrita, cambale, velluto, macale, chiele nanne, appare come scrive Luciano Pina su una cartolina ingiallita, morta e sepolta. Va bene, non vamos a leggere in attenzione l'articolo, lo vado a leggere, quindi non bollisco manco a che sussunto. Flotilla, 400 attivisti in carcere, ma altre 45 navi salpano da Gaza. Israele, provocazione finita, Meloni azione irresponsabile e irricevibile. Ma quale provocazione? C'è battapito due sit-in, uno ve l'ho trasmesso qui già in diretta, uno in sa prefettura e uno in riserva da innanzi a Sispitale. Ma qual è motivazione? Poi abbiamo fatto questo sit-in, i teini provocatori, questo battecando l'ottimista, eccetera, eccetera. Oppure sono stato semplicemente represso da una operazione imperialista di polizia del Stato israeliano che non ha manco sul diritto, il diritto internazionale di intervenire a 70 miglia da essa costa di Gaza, che non è sua, chi è occupante, è stato occupante della costa di Gaza, quindi la sabra territoriale sono a 2 miglia, la flottilla è a 70 miglia. Bene, sono entrato a Into de Salbarcas e lo hanno arrestato, violando il diritto internazionale e il trattato di Ginevra, che pure Israele ha firmato, e cioè in una barca, in una nave, chi battiti una bandiera è sovrano si stato questa bandiera che battiti. Quindi potevano essere arrestati non solo da essere stato suo, potevano essere arrestati da Italia, da essere Spagna, da essa Turchia, ma non da Israele. Chi non ha competenza in questa nave, in questa barca, chi battine bandiera bandiera dei stati o chi esistono. Bene, vediamo ma come te la sei inventando questa cosa? Beh, andiamo a vedere il tenarata, l'articolo 59 del Trattato di Ginevra, allorché la popolazione di un territorio occupato o una parte della stessa fosse insufficientemente approvvigionata, ed è sul caso del Gaza, la potenza occupante, e cioè Israele, accetterà le azioni di soccorso organizzate a favore di detta popolazione e le faciliterà nella piena misura dei suoi mezzi. Invece Israele sta andando a arrestare. Queste azioni non potranno essere intraprese che potranno essere intraprese sia da stati sia da un ente umanitario imparziale come il Comitato Internazionale della Croce Rossa, consisteranno specialmente in invii di viveri, medicinali ed effetti di vestiario. Tutti gli stati contraenti dovranno autorizzare il libero passaggio di questi invii e garantire la protezione. Una potenza che accorda il libero passaggio per invii destinati ad un territorio occupato da una parte belligerante avversa avrà tuttavia il diritto di controllare gli invii, di regolare il passaggio secondo orari e itinerari prescritti ed ottenere dalla potenza protettrice una sufficiente garanzia che questi invii siano destinati a soccorrere la popolazione bisognosa e non siano utilizzati a vantaggio della potenza occupante, cioè specialmente che non siano a vantaggio della potenza occupante, cioè in questo caso di Israele. Questo è l'articolo 59, preciso, chiaro, su questa questione flotilla che stanno anche piccare mei chinas e mannico a sol Gazzarisi, abitanti del Gaza, palestinesi, insomma. E invece sono stato arrestato e addirittura lo sporano a processo se non si pagano su billette pogginare. Chi naturalmente è stato andato chi se billette non è pagata, casa aereo di Stato l'ha posta a questo criminale libico, l'ha posto, questo ha diritto di viaggiare gratis. E invece che sono nato a questa flottilla si chiede si pacca nel suo viaggio può guidare. Bene, andiamo da innanzi
siamo arrivati in Umbe, in Oche, ecco qua, questo l'abbiamo già visto, flottilla l'abbiamo già dato, sciopero confermato nonostante il no del garante, flash mob davanti a tutti gli ospedali dell'isola, vabbè, dobbiamo distaccare tra due cose. Dopo il flash mob organizzati dagli ospedali dell'isola, la protesta continua CGIL, USB, Cobas. Confermato lo sciopero generale, proclamato, eccetera, eccetera. Vediamo se una cosa adesso si tinde il risero, manco paraula adesso si tinde il risero è da solo si sciopero che io non bianno, non condivido la strumentalizzazione della CGIL. Uno sindacato, no, che questo è un sindacato colono, è andato a difendere, ma aiuto. A Reidone, regole necessarie, a ottobre un decreto legge, siamo già eolico, di speculazione energetica, poscheatelo, tramite palla eolica e tramite pannello solare. Non nulla contro la spalla eolica e nulla contro lo pannello solare, ma contro la speculazione. Il te va succedendo, Picchetto Frattin, canto parte io che ti deve intervenire in un decreto. Il ministro dell'ambiente Gilberto Picchetto Frattini in visita a Cagliari, le scelte sulla metanizzazione, punto di equilibrio tra governo e regione, ma il Dimo locale questo punto di equilibrio getta acqua sul fuoco, come sua abitudine il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Frattini, rifugge la contrapposizione tra istituzioni, predica l'ascolto e promette attenzione, ma sa che l'arte di governo ha anche un momento decisorio e su questo non fa retromarce. Renderemo le norme per le autorizzazioni sulle rinnovabili più agili. Sappiamo che ci sono attenzioni all'ambiente e al paesaggio in tutto il paese, ma ciò non vuol dire venire meno agli impegni assunti da questo governo in sede europea. Picchetto Frattin, 71 anni, senatore di Forza Italia, dottore commercialista, nato in un piccolo borgo del Biellese, che in cui prima sul borgo, 4 anni fa era vice ministro dello sviluppo economico, dividere le deleghe con l'altro vice ministro dell'epoca del governo Draghi, Alessandra Todde. Ieri Picchetto Frattin è stato ospite di Confartigianato in mattinata e poi ha inaugurato un impianto che produce idrogeno da rinnovabili di Talgas a Sesto. In questa intervista parla di Sardegna, carbone, metano, rinnovabili e delle decisioni che prenderà per abbassare la tensione con gli enti locali proprio sulle regole che governano le autorizzazioni ai nuovi impianti. Ministro, il recente decreto del Presidente del Consiglio sulla metanizzazione dell'isola non ha soddisfatto tutti i protagonisti, soprattutto al nord dell'isola. Però abbiamo trovato un punto di equilibrio con l'attuale governo regionale che prevede 2 rigassificatori, afferma Picchetto, e che prevede un pipeline di collegamento da quello di Oristano verso sud, cioè una condotta praticamente. Queste scelte condivise hanno chiuso un contenzioso di anni rispetto al quadro energetico. La Sardegna è rimasta l'ultima realtà in Italia a darsi un programma. È rimasta l'ultima realtà a darsi un programma. Adesso possiamo andare avanti alla tappa successiva, superare definitivamente senza indugi il carbone che inquina e costa di più. Ma stiamo a vedere. Insulina settimanale non rimborsata, l'isola è l'unica regione dove si paga. Beh, naturalmente per i pazienti è impossibile ottenere gratuitamente il farmaco contro il diabete. Bartolazzi narra, la gara è stata aggiudicata, a breve si potranno avviare gli ordini. Einstein Telescope, Parisi,
divide il progetto. Parigi divide il progetto. Ideale la collaborazione tra Lula e Sassonia, cioè neanche il duolo, quindi non deve essere un triangolo ma una L e T a metà, una parte in Sardegna a Lula, l'altra in Sassonia, nella regione della Lusatia, nell'estremo oriente tedesco, al confine con Polonia e Repubblica Ceca. La proposta ha un promoter d'eccezione, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che sulle colonne del quotidiano berlinese Tagesspiegel ha rilanciato quella che ormai sembra la soluzione più probabile per la realizzazione dell'Einstein Telescope. Grazie al suo eccezionale potenziale innovativo, il progetto è stato inserito a luglio dal governo federale tedesco nella short list dei 9 progetti scientifici prioritari, ha scritto Parisi. Con questa scelta la ministra Dorothee Barr ha molto opportunamente sottolineato la rilevanza nazionale, scientifica, economica e sociale del progetto. Meno male che questo complottista già serviti po' bipone se riscorre al nucleare. Noi hanno iniziato a inventare e quindi hanno inventato questo. Questa decisione apre ora la strada ad una opportunità unica di collaborazione tra Germania e Italia, due grandi paesi con una lunga tradizione di eccellenza scientifica, che hanno la capacità di sostenere nel tempo un progetto di così grande portata. Bene. Ai sardi non importa la decadenza, la decadenza tode, naturalmente, esempio di sa a Unione Sarda, attesa per la sentenza della consulta la Corte Costituzionale statutaria, la Presidente in commissione speciale. Todde, la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni. Vabbè, i dimorità decide se la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sul caso decadenza, ma il livello di attesa che si è generato attorno a questa decisione è eccessivo, perché è il punto di vista della governatrice Todde. La consulta si esprimerà sul conflitto di attribuzione sollevato dalla regione e la mia posizione personale non c'entra. Ecco qua. Ecco qua. Ha visto che perde la selezione regionale e quindi non si dimette più. Questo ha sottolineato ieri a margine della seduta della commissione speciale per la legge statutaria. Io dico forte e chiaro, la Corte si limita a delineare le attribuzioni della Sardegna e dello Stato. Diverso invece sarà il percorso che verrà fatto all'interno dei tribunali. In pratica, se esiste qualche motivo per cui essere preoccupati, è da legare all'udienza programmata per il 7 novembre in Corte d'Appello. Qui si decide sul ricorso della Regione contro la sentenza del Tribunale, che in primo grado ha confermato i contenuti dell'ordinanza ingiunzione da cui tutto ha avuto inizio. Quindi già mani avanti. Allora, Open Day, protezione civile, porte aperte dal 5 al 13 ottobre. Tanti eventi nell'isola in concomitanza con la protezione civile, in concomitanza con la settimana nazionale della protezione civile dal 5 al 13 ottobre. Il 13 ottobre è la giornata internazionale promulgata dall'ONU per limitare e ridurre i rischi legati ai disastri naturali, ricorda l'assessore all'ambiente Rosanna Lacuni. E in questa settimana in Sardegna sono in programma iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, perché la consapevolezza riduce i danni e salva le persone. Ancora una volta, dunque, la protezione civile si apre al territorio e soprattutto fa conoscere la propria struttura in una giornata particolare che chiamiamo Open Day. Non mi scuserà che neppure in bici mi devo informare. Ecco qua, veglia negli ospedali, flash mob, la protesta per Gaza è andata in scena anche nei piazzali antistanti gli ospedali cagliaritani, il numero no, non esiste.
Ieri sera sono state organizzate 2 veglie, una al Bruz, l'altra al Policlinico Universitario. Gli organizzatori hanno letto i nomi dei medici, infermieri, sanitari rimasti uccisi nella striscia. In entrambi i casi hanno partecipato oltre un centinaio di manifestanti. E in Nuoro, dove Nuoro non si nega, vabbè. In Nuoro non va successo nulla. L'idrogeno a Sesto è già realtà, è il futuro dell'energia pulita. Alimenta il primo rifornitore green per i bus, ma sarà anche gas di città. L'impianto inaugurato dai vertici di Italgas, dall'esponente dell'esecutivo. Va bene. Andiamo alla politica internazionale. No. Ecco, no, chiediamo Pichetto Frattini. No all'assalto, freno all'eolico selvaggio nell'isola. Già un'interpretazione diversa, questa è Unione Sarda, esattamente in Nuova Sardegna, questo già narrata. Freno all'eolico selvaggio nell'isola. Il ministro, troppe pale sarebbero incompatibili con la rete. Questa cosa in cui il ministro non l'ha narrata. Pula, il ministro vede all'orizzonte il mare, se va bene, tra l'offshore e onshore in Sardegna saranno piantate 4.500 pale eoliche, senza parlare del fotovoltaico. Le istanze di eolico e fotovoltaico sono il risultato di una liberalizzazione avvenuta in passato, a cui cercheremo di mettere argine, perché un numero esagerato di richieste per l'eolico non è neppure compatibile con la nostra rete. Gilberto Pichetto Frattini, ministro dell'ambiente, non si scompone, sa di non poter fare sconti né su certi temi di poterne ricevere da un'isola ferita. Nella 2 giorni sarda, tra il convegno nazionale di Confartigianato a Chia Laguna e l'inaugurazione a Sesto dell'impianto di Italgas, dimostra di aver fatto tesoro di tutte le sensibilità, comprese quelle più ardenti. Vabbè, insomma. E invece andiamo da Cottarelli, io questo sud sul nucleare. L'economista, costi elevati, servirebbe una spending review, e cioè l'energia nucleare costa di più del satellite d'energia, ma comunque la Keren Fakis comunque. Carlo Cottarelli, economista e che senatore, non lo manda a dire. Se 10 anni fa, invece di dire che ci voleva tempo, avessimo avviato il programma nucleare, il problema sarebbe risolto. Allo stesso modo non possiamo continuare a parlare e dire ma il nucleare richiede tempo, perché stiamo solo perdendo tempo se facciamo questo discorso. Da ex commissario per la revisione della spesa pubblica del governo Letta, durante la Convention Energy and Transition Alta Scuola, organizzata da Confartigianato al Chia Laguna, in Italia abbiamo in generale un costo dell'energia più alto degli altri paesi e una tassazione di energia più alta degli altri paesi. Ebbene, è in quello che sono sposata, prosegue Cottarelli, questo ben prima che si utilizzasse questo come strumento per la decarbonizzazione, perché c'è un modo facile di raccogliere entrate per lo Stato e basta porre questa tassa su questa energia. Quindi, se si vuole ridurre la tassazione in generale, non soltanto quella sull'energia, bisogna lavorare sul lato della spesa pubblica, fare una bella spending review. Se si lavora sul lato della spesa, noi abbiamo una spesa pubblica che è quasi il 51% del prodotto interno lordo, cioè la metà del PIL. E allora puntiamo sul nucleare, ecco qua, conclude Cottarelli. Io sono nato a Cremona, vicino alla centrale di Caorso, non mi pare di essere radioattivo. Oh, contento dei Cochins. Carlo Cottarelli, Cocchirelli, perché Cottarelli. La flottilla, equipaggi in carcere, 40 italiani tra i fermati, accompagnati nell'istituto di Chezio. Ora un'autodichiarazione
per velocizzare il rimpasto, cioè deve dichiarare che in invadere non è stato anziano. Manuel De Gai, in una base internazionale, tra l'altro di Stato non è stanziano, o è stanziano pro Israele, è Stato este palestinese e non israeliano. Sangue alla festa sacra in sinagoga, uccisi 2 ebrei, questo è in Manchester, in Inghilterra, attacco con auto e coltello, attentatore colpito a morte dalla polizia. Bene, che in questo terminiamo il tenore de hoy, dopo 36 minuti, le durato París, hoy il tenore, e non diamo l'appuntamento torna a casa. Anzi, no, casa no, basta una manifestazione in Bonoccamino, in Cagliari, contro il rubato che deve Vauri in Sardegna 92 Galiotto adesso 41 bis e quindi che dare possibilità di importare questa mafia in Sardegna. Tancamos in ocche, ci riaccordui, salutata, buongiorno a tutti, eccetera. E Nina Carai, insomma, sì. Bene, poniamo la sigla tancatura, quindi tocca di stare da un settimana a satiro, tocca di stare, a Soschi sono che ne so, la manifestazione del numero, diciamo prestate sul gruppo elettrogeno, però io non vi hanno a un'intenzione strumentale e poi da uno sindacato colono. A mezzo ridere e di buona tutto da Bizzi TV. Adioso e mezzo.